Siamo Bentrovati! prontissimi per quest'altra puntata di Mille Voci. 15ª edizione, un'edizione ricca, scoppiettante. Ricca di ospiti, ma soprattutto ricca perché abbiamo un'orchestra. La Mille Voci Band. Che bello! E la novità di quest'anno non è soltanto la Mille Voci, perché la Mille Voci Band, perché in questa edizione noi siamo in ottima compagnia durante il corso di tutta la puntata. Ebbene sì, gli ospiti si siederanno, staranno con noi per tutto il resto della puntata, anche quelli che non canteranno staranno qui. Insieme a noi. Quindi andiamo subito a presentare gli ospiti di questa puntatona di Mille Voci, iniziando subito con Franco Dani, Roberta Faccani, Matteo Tiraboschi, Marinella Bottazzi, Isasco California, Ester D'Annunzio, Lorenza Bettarelli, Seo, i Milk and Coffee. E allora, sì, ci avviciniamo a loro, ai cantanti che si esibiranno tra poco. Grazie di essere con noi in questa puntata e andiamo subito a iniziare. Col primo? Sì. Ma proprio lui dobbiamo... Guarda l'occhio a cuore. Lo so, è quelle che... Io sono un po' geloso, tu lo sai, non esagerare con questi occhi così. Guardo anche te così se vuoi. Allora sì, se mi accomuni a lui, sì. Però perché... lui è lui, capisci? Lo so. Franco Dani! Ciao a tutti. Ciao Franco. Benvenuto al nostro Franco Dani, il mito dei fotoromanzi. Sei diventato famoso con i fotoromanzi facendo l'attore e poi sei diventato ancora più famoso come cantante. Ma certamente, Perché... i fotoromanzi mi hanno dato una grande popolarità. Tu non sei tra gli artisti che dicono no, i fotoromanzi mi hanno No, imitato, assolutamente cosa, perché a parte per me oggi è un bellissimo ricordo. Ecco. Perché è stato un periodo fantastico e non si può dimenticare. Certo. Non si può dimenticare, e poi con le canzoni, come ha detto bene Daphne, ho iniziato Aspetti, Piccolo Amore, ho vinto il disco per l'estate e tante altre belle cose, e stasera vi faccio ascoltare una... Perché mi guardi così? No, non riesco, si vede, è evidente. Vi faccio ascoltare. Non esagerare. Ok, mi contengo. Poi, lo dico io il titolo? Sì, Lo dico io, sì. Vai. Bailando mi amor. Balliamo tutti con Franco Dani! Questa notte è una notte speciale, una notte d'amore. Questo amore che voglio e pretendo soltanto da te. Lo sarà un'avventura, una storia da poco, da niente. Mi fa vivere dentro ogni piccola parte di te. Detto a nessuna parole d'amore. Mi riscopro poeta stasera parlando con te.
volta non dirmi di no, di no. Bailando, 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 mio amor, questa volta non dirmi di no, di no. Franco Dani! Grazie, Ma grazie. grazie a te, caro Franco. Grazie, Grazie a te ancora. E ora passiamo ad una cantante, lei veramente con la voce potrebbe fare tutto, potrebbe anche... ma vedo che c'è Cesare. Cesare è la novità, un'altra novità di quest'anno. Lui viene da San Paolo del Brasile, do Brasil, giusto? São Paulo. Sì, ho capito, ma do Brasile è il cognome? Brasile. Do Brasil. Brasile. E vieni e giustamente tu fatti vedere dalla telecamera, perché sennò vedi che faccia, proprio c'ha la faccia da brasiliano. Eccolo, guarda, da che si riconosce un po' Staglio. Chi è più uguale? Lui è più uguale a Staglio. Sì, sei più uguale. Io. Però lui sta portando da bere a tutti gli ospiti, naturalmente poi dovranno cantare, quindi l'acqua fa molto bene. Prosegui. Dopos. Io cerco di parlare un po' di portoghese. E comunque stavo presentando una cantante che veramente con la voce può fare tutto, potrebbe anche cantare indifferentemente la lista della spesa, magari lei che è anche una compositrice potrebbe metterci la musica, ne so, pomodoro, melanzane, frutta varia, non avariata, ma eccola qua, è lei! Ce la fai? Ah, ce l'hai? Se no dove... È giusto, lei c'ha quello... Mi sento... Senti, tu veramente... Io mi Chi chiedo, sono io? Intanto perché posso dire magari qualcuno... Roberta Faccani! Ormai sei entrata nel cuore della gente e negli occhi soprattutto. Ti ringrazio. Grazie. Roberta Faccani ha grandi esperienze artistiche, ha cantato anche con i Mattia Bazar. Assolutamente per un periodo. sì. Puoi fare tutto, dicevo tu. E io mi chiedo, perché canti una canzone che avrei potuto cantare pure io? Anzi, secondo me sarebbe indicata per me, Canzoni stonate. Beh, intanto è tratto dall'album Matriosca Italiana, che come dicevo in qualche puntata fa, è un omaggio alle grandi canzoni con la melodia italiana, tanto esportata e tanto ancora amata all'estero. E avendo avuto modo di girare il mondo me ne sono accorta e questo è un privilegio che noi dobbiamo mantenere, no? Come caposaldo nella nostra coscienza musicale. Nel caso specifico della prossima canzone è un omaggio a uno dei maestri della mia vita, il grande Giulio Rappetti in arte Mogol, che ha fatto come il diresti testo, tu imitandolo, che ha fatto il che ha testo. scritto un testo micidiale sulla musica di Aldo Donati, un altro grande compositore, Certo. per una delle celeberrime canzoni di Gianni Morandi. Possiamo dire comunque in sintesi che per cantare canzoni stonate bisogna essere particolarmente intonati, come te. Grazie. Grazie a te. Roberta Faccani. Canto solamente insieme a pochi amici. Quando ci troviamo a casa abbiamo bevuto. Non pensare che t'abbiamo dimenticato. Proprio ieri sera parlavamo di te. Camminando verso casa mi sei tornata in mente. A letto mi son girato e non ho detto niente. E ho ripensato alla tua voce così fresca e strana, che dava al nostro gruppo qualcosa di più. Enrico che suona, sua moglie fa il coro. Giovanni come sempre ascolta, stonato con me.
canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore. Noi stanchi ma contenti, se chiudi gli occhi forse tu ci senti anche da lì. L'altra domenica siamo andati al lago, ho anche preso un luccio grande che sembrava un drago. Poi la sera in treno abbiamo cantato piano quel pezzo americano che cantavi tu. Canzoni stonate, ricordi quante serate passate così. Canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore. Diciamo quasi sempre, ma qualche volta no, 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 no. Canzoni, canzoni d'amore che fanno ancora bene al cuore. Roberta Grazie. Faccani, il nostro grande acquisto di quest'anno. Grazie, Daphne. Roberta. Poi ti faccio una sorpresa. Va bene? Te Non lo dico vedo l'ora. dopo, te lo dico A dopo. dopo, a dopo, grazie. Grazie. Ed ora è il momento di un cantante. Anche lui ha fatto della musica la sua ragione di vita. La musica lo ha aiutato a superare momenti molto difficili. Lui è un cantante non vedente ed è un tenore pop lirico. Matteo Tiraboschi. Eccoci qua, Matteo, ti vengo incontro. Vieni con me. Lasciamo andare il tuo accompagnatore. Ecco qua il microfono. Grazie, buonasera a tutti e grazie per avermi accolto con voi. Grazie a te di essere qui. Allora, Matteo, canti da quando sei piccolo, dall'età di 10 anni hai iniziato a cantare. Sì, ormai sono 37 anni che canto e suono. Suoni anche degli strumenti, Sì, mi hai detto il pianoforte, organo, tastiera, la musica è davvero la mia vita, è la mia luce sul mondo, il mio occhio sul mondo, come dico io. Che splendore. Matteo, tra l'altro, ha collaborato con grandissimi artisti internazionali, no? Da Morandi, Amy Stewart. Ruggeri, Amy Stewart, Ipu, sì. Hai cantato al Giubileo dei Disabili nel 2000 con Ong Mayun. Esatto, sì. Beh, una bella carriera. Il mio sogno è di cantare con Vasco Rossi, spero che tramite voi si possa realizzare. Allora, io adesso non è che so se Vasco Rossi ci sta seguendo, però Vasco, se sei a casa, stai cambiando canale e capiti proprio su 1000 voci, sappi che il nostro Matteo ha questo sogno di cantare con te. E Esatto. vediamo se arriva questo messaggio al nostro. Ma io penso che importate fortuna, quindi dai, sono ottimista. Allora, assolutamente lo speriamo per te. Matteo, cosa ci canti quest'oggi? Grazie Vita, che è un inedito scritto da me, e voglio cantare per ringraziare la vita stessa. Io sono nato prematuro,
pesavo 9 etti, potevo essere morto, invece sono qua che parlo con voi e quindi mi sembra giusto ringraziare la vita e tutti voi. Sì, grazie a te per questo bellissimo messaggio, il nostro Matteo Tiraboschi. Grazie. Grazie all'incubatrice perché mi ha salvato la vita. Grazie a tutti i dottori, mi hanno fatto ripartire il cuore. Grazie ai miei genitori che mi hanno insegnato a campare. Grazie alla mia famiglia, una mano sempre me la dà. Nonostante il mio carattere buono, testardo e cocciuto, non pensare che me ne frego, lotto sempre per la libertà. Dite grazie sempre per la vita che avete cercato, sempre il positivo. Io ringrazio le persone e gli amici che ho incontrato, la mia luce e i miei occhi siete voi, solo voi. Ho perso la vista ma ho guadagnato la vita. Grazie alle mie ragazze, mi hanno insegnato l'amore. Vivete così anche voi, siate sempre positivi. La vita non è una condanna, ma è un dono per tutti noi. Dite grazie sempre per la vita che avete, cercate sempre il positivo. Io ringrazio le persone e gli amici che ho incontrato, la mia luce e i miei occhi siete voi, solo voi. Io ringrazio le persone e gli amici che ho incontrato, la mia luce e i miei occhi siete voi, solo voi. Ho perso la vista ma ho guadagnato la vita. Grazie, grazie molti. Matteo Tiraboschi, grazie a Grazie. te per averci emozionato, davvero. Una Grazie a te, bellissima grazie. canzone, una grande voce, Grazie a voi. e quindi ti ringraziamo calorosamente. Grazie di tutto. Grazie. Grazie a te. E ora una cantante, lei diciamo è una specializzata corale, nel senso che ha cantato, come si dice, a cappella, gospel, sacro, pop. Sto parlando di Marinella Bottazzi. Prego, ti vengo incontro, hai questa gonna così appariscente, Sì, una sono- cosa discreta, Molto discreto. cara Marinella. Allora, tu sei abituata col canto a cappella, Esatto.
Esatto. Però tu canterai oggi invece una canzone con la Mia. musica, diciamo. Sì. C'è la musica. Sì, e no, poi oggi- soprattutto Oggi c'è sono il cantautrice. microfono. Come? Oggi sono cantautrice anche. Addirittura un tuo pezzo. È il mio primo inedito. Bellissimo, come si intitola? Io mi fido di te. E noi ci fidiamo di te. Bene. Marinella Bottazzi. L'altra faccia di un nome, universi e persone, mondanità. Ho raccolto canzoni, ho vissuto illusioni, fatalità. E se voglio bene alla gente, anche se non è prudente, io mi fido di te. E se vedo ancora negli occhi speranza, anche quando non c'è, e se fossi felice con te, come di notte quando il giorno riposa, e se mi aspetto tanto è perché quando sogno nel letto sono ancora una sposa. E vestiti e maglie di là su una sedia ed una pizza alle 3. Che ne dici, ti va di uscire stasera? Di sorrisi ce n'è. E se fossi felice con te, come di notte quando il giorno riposa, e se mi aspetto tanto è perché quando sogno nel letto sono ancora una sposa. E se mi aspetto tanto è perché quando sogno nel letto sono ancora una sposa. Io mi fido di te. A Marinella Marinella! Bottazzi. Grazie ragazzi. Grazie. Vieni. Ti Ti sei accompagno fidata al di posto. noi. Come ti Vieni, accompagno? Eh sì, perché io riesco No, a inciampare oggi. noi, sai, lei sai, con guarda questa questo. gonna, Sì. stai comoda? Tu ti Allora fidi di sai me? che ti Marinella? dico? Tu ti fidi di Guarda me? che Io mi combina. fido, mi sono fidato. Io me lo ti ho piglio, fatto eh. bene. Stai Lo pure. prendo con me. Stai. Ti aiuto faccio a vedere sedere. io che ti combino. Ti aiuto a sedere. Scusami Cesare, scusami, perché lui va da Marinella e io invece, guarda che faccio, così si impara, e io ne trovo 3 di belloni, capisci? vabbè, Così ho te capito. impari. I Santo California! Ciao, grazie a tutti. Di Santo California Ciao, oggi Daphne, sono sì. 3 perché abbiamo un infortunato. Sì, purtroppo sì. C'ha una febbre da cavallo, come si suol dire. Ah, Purtroppo ma mi non ce la dispiace. faceva stare in piedi comunque. Però Abbiamo noi voluto siamo molto rispettare contenti. l'impegno. Bravissimo, io questo Anche- stavo dicendo. Anche se dovevo venire da solo, Quindi- Saresti venuto Sì, anche sempre. da solo. Oh ragazzi, questa è una minaccia, No, non è una... Capisco mi che raccomando. significa dire a un produttore, a una trasmissione, vengo e poi non arrivi. È brutto. Assolutamente, quindi per noi cui- ti ringraziamo, vi Comunque, se ringraziamo. vi serve il quarto lo faccio Ecco, io. infatti. Che fa? Suona la batteria. Io ho le batterie, ho comprato le batterie prima di venire Allora qui. possiamo sostituirlo. Sono bello Daphne. carico. Avete risolto, Abbiamo capito? State risolto, proprio... Guadagniamoci il centro dello studio, i nostri Santo California sono ospiti graditissimi di questa trasmissione, grandi amici del nostro Gianni Turco e persone Sì. Ciao, Gianni. assolutamente Ciao a tutti. squisite che... Ciao Pietro. Ciao. Ecco,
si è fatto sentire anche il nostro Gianni. E poi siamo contenti di rivedere tutti i nostri colleghi, amici, non vedevamo da tempo Vedi? tutti quanti, quindi per cui ci sono delle novità, è bravissima, lei la conosciamo già da tempo e poi è sempre un piacere stare con te. Daphne, Che cosa con ci lui. cantate? Ah, Mi devo stai a preparare. rosicare? Hai visto? Dovendo fare il quarto. Un volevo saluto sapere anche che- all'orchestra, come mi nuova. devo... Ciao a tutti vedi? i musicisti. Pietro è un grande, Ma a parte grande i saluti, padrone di dico, casa. arrivando, Vai. arrivando il Tu titolo. sei il bello. Ah, grazie. Ecco, Allora va bene. adesso Allora questo l'hai sì. caricato a pallettoni. E tu sei un angelo. Ah, vedi? Quasi, quasi. Che è? È quello che faremo allora. Bravissimo. Ma davvero? Ho indovinato sì. il titolo? Dedicato a tutte le donne, quindi a tutti i nostri angeli, che siete voi donne. I Santo California a 1000 voci con Un angelo. Un angelo venuto qui da me, tu, all'improvviso tu, le mani tue leggere, io non resisto più, qualcosa che somiglia a un brivido, qui sulla pelle mia. Qualcosa che non so descrivere, che ha il senso dolce della poesia. Mi sto chiedendo se l'amore tuo sia un'illusione mia. Se un giorno tutto questo finirà, che ne sarà di me? Mio Dio, ti sento viva più che mai, qui tra le braccia mie. Se tu sei proprio tu vicino a me, tu che non saprei, che non potrei dimenticare mai. Rimani come sei, rimani qui, per giorni e notti, senza fine. Sono immense le mie mani su te, piccola mia. Ed io mi chiedo ancora come ho fatto ad incontrare un angelo. Un angelo venuto qui da me, tu, all'improvviso tu. Rimani come sei, rimani qui, per giorni e notti, senza fine. Sono immense le mie mani su te, piccola mia. Ed io mi chiedo ancora come ho fatto ad incontrare un angelo. Sono immense le mie mani su te, piccola mia. Ed io mi chiedo ancora come
fatto ad incontrare un angelo. Un angelo. Un angelo. I nostri angeli, i Santo California. Grazie, grazie, accomodatevi e continuate a tenerci compagnia. A proposito di angeli, mi devo concentrare perché anche in questa occasione devo trattenere la commozione. Perché c'è un angelo nella mia vita, ce ne sono tanti perché io sono una donna molto molto fortunata, ma veramente mi collego a quello che ha detto Pietro, io ho un angelo speciale, il mio angelo, Ester D'Annunzio! Grazie a tutti, grazie a Gianni che mi ha dato l'opportunità di venire qui a Mille Voci. Vabbè, io posso andare, no? Quindi dopo aver fatto l'esperienza, capito? Il prossimo anno abbiamo chi presenta Mille Voci, io vado perché la scena è tua, vabbè, tale madre, noi ci allarghiamo, vedi? Siamo larghe, quindi ci allarghiamo. Ester ha scelto una bellissima canzone, ne abbiamo parlato e quindi devo dire che però l'idea è stata sua, ed è una canzone di Fiorella Mannoia che ha vinto il Festival di Sanremo. Sì. Che sia benedetta. Quindi che sia benedetta la vita, tesoro mio, per avermi dato te. Ester D'Annunzio. Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò. Questa piccola parentesi infinita, quante volte ho chiesto scuse e quante no. È una corsa che decide la sua meta, quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia ma è la vita che passa, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta, tenersela stretta. Siamo eterno, siamo passi, siamo storie, siamo figli della nostra verità. E se è vero che c'è un Dio e non ci abbandona, che sia fatta adesso la sua volontà. In questo traffico di sguardi senza meta, in quei sorrisi spenti per la strada, quante volte condanniamo questa vita, illudendoci d'averla già capita. Non basta, non basta che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E siamo noi che dovremmo imparare a tenersela stretta, tenersela stretta. A chi trova se stesso nel proprio coraggio, a chi nasce ogni giorno e comincia il suo viaggio, a chi lotta da sempre e sopporta il dolore. Qui nessuno è diverso, nessuno è migliore. A chi ha perso tutto e riparte da zero, perché niente finisce quando vivi davvero. A chi resta da solo, abbracciato al silenzio, a chi dona l'amore che ha dentro, che sia benedetta. Per quanto assurda e complessa ci sembri, la vita è perfetta. Per quanto sembri incoerente e testarda, se cadi ti aspetta. E
siamo noi che dovremmo imparare a tenercela stretta, a tenersela stretta, che sia benedetta. Bravissima Ester D'Annunzio, sei stata presentata da Daphne come un angelo, poi ti chiami D'Annunzio e ci voleva pure Gabriele, giustamente. Senti, visto che te la cavi molto bene a presentare, mi aiuti a presentare una grandissima cantante, ha una voce eccezionale e io ti auguro di arrivare dove lei riesce a arrivare oggi. Sto parlando di Daphne Barillaro. Io tra di voi. Molto più di me deve fare questa Sì? ragazza. Grazie, il microfono lo Grazie. prendo io. Passaggio di testimone, Grazie. Da figlia a mamma, non da mamma a figlia. No, ha fatto la testimone. Ha fatto la testimone. Io, te, lei si è limitata a fare la testimone. Bene. Che cosa ci canti del bello? È la mia sorpresa di questa puntata. Ma dai. Io canto una canzone splendida che non avrei mai pensato di riuscire a cantare, invece ci sono riuscita, perché è una canzone che esce un po' dal mio genere, da quello che sono sempre stata abituata a cantare, però lei scrive delle cose spettacolari, poi Gianni Turco è convinto che io lo posso fare, quando lui si convince io gli vado così, e abbiamo fatto questa cosa. E questa autrice è presente Secondo qui? te? Eccola là. Dov'è? Roberta Faccani che ha scritto questa canzone per me, io sono felicissima di cantarla, adesso speriamo pure di fare bella E figura. noi dopo siamo tutta questa curiosissimi di ascoltarla. cosa. Ma se mi dici sola in una stanza, pesa la distanza e della tua incoerenza non ne posso più. E tu m'hai fatto male, m'hai spaccato il cuore e alle tue parole ci credi solo tu. Ma se mi dici quanto mi piaci, sento sciogliermi e la testa vola via. Ma se mi dici quanto mi piaci, so che mi ritufferei nel tuo mare di dolcissima follia. E tu non sai che farne delle mie domande, ma costa quel che costa la tua libertà. E vorrei gridare che non sei d'amore, e invece il tuo sapore no, non va più via. Ma se mi dici quanto mi piaci, sei
Daphne, grandiosa! Ma che bella, che brava! Ah, grazie! Io ti ho sentito cantare di tutto, ma questo genere, diciamo questo modo di... diciamo, questa canzone che ha di particolare? Sa, ha un animo rocchettaro che io non Che tu non hai pensavo mai di cantato, perché avere. io tutte le canzoni... Grazie Roberta. Ah, sì, una fatica, poi infatti avanti e indietro, adesso- fare scale, non è Hai facile. capito? Beh, il vantaggio è che se perdo peso con questa edizione ne sono contenta. Bene, bene. Vai, quindi Eh, adesso che succede? Che io Che mi sono succede? emozionata. No, ma allora devi sapere che io intanto volevo approfittare per fare i complimenti a Gianni, ringraziarlo del fatto che ha quest'anno trovato quest'idea, l'ennesima vincente, del pubblico, qui gli ospiti che fanno da pubblico, perché è importante questo. Ma uno non è che dice che tanto perché gli artisti quando si esibiscono davanti a un pubblico o anche a fianco rendono di più. Vero? In particolare i comici, perché senza pubblico i comici che hanno bisogno del termometro, no? Se riescono a far ridere o meno, logicamente. Già i cantanti possono fare a meno, possono, che ne so, anche cantare da soli, per se stessi. La solitudine non è una cosa negativa per chi canta, anzi a volte c'è qualche cantante che con la solitudine ci ha fatto un sacco di soldi. Laura Pausini. Brava, esatto. Ma altri cantanti, mi viene in mente Claudio Baglioni, lo conosci, no? Non so, Claudio per sentito Baglioni. dire. Claudio Baglioni, a parte che ha scritto tante belle canzoni, mi viene in mente Strada Facendo, dedicata all'ANAS. E tu non sai, ma recentemente purtroppo il Festival di Sanremo quest'anno non gli ha portato bene perché è stato lasciato dalla sua compagna con la mi quale dispiace. stava da tanti anni legato e chiaramente lui ci è rimasto molto male, almeno dal punto di vista sentimentale, anche perché, cioè, nonostante l'età, Baglioni devo dire che sessualmente è uno che ancora ce la fa. Io vorrei capire come lo sai. No, però, lo so, No, almeno non indaghiamo, non almeno indaghiamo. lì il passerotto non è andato via. Capito? È risaputo. Sì, insomma. e per questo motivo lui ha scritto una canzone, diciamo, che descrive ecco, un amico quanto è importante nei momenti di solitudine. E tu come stai? No. Ah, no. No, il titolo è Porta qualcuna. No. Gabriele Marconi! Sai che è da stamattina, appena mi sono svegliato, che ci penso e ci ripenso sempre più. Questa sera organizziamo un'uscita con qualcuna, c'è una voglia proprio di tirarmi su. Porta Simona, porta Luana, porta qualcuna, basta chi ci sta. Porta Susanna, porta Giovanna, porta una donna, basta chi ci sta. Porta Enrica con un'amica, una bella figliola che non dicano. Porta Consuelo, porta Carmelo, sì, ma il mio cuore io non glielo do. Gabriele Marconi! E come si dice a Roma? Che stile. Porta chi te pare, insomma. Bene, Sì. quindi Bene. andiamo Tu che avanti. che notizie porti? Chi Porto- abbiamo da presentare ora? Porto una grande voce, un'altra grande voce femminile di questa edizione. Porto la voce di Lorenza Bettarelli. Prego. Lorenza fa parte della famiglia di Mille Voci. Canta di tutto, riesce a personalizzare qualunque tipo di interpretazione e oggi ci farà ascoltare
La pioggia di marzo, però prima di ascoltare la canzone, Sì. strepitosa, bravissima, bravissimi entrambi voi conduttori, ma visto? quella canzone che hai fatto meravigliosa, bravissima. Grazie, Proprio siamo brava. molto contente, vero? Brava la mia. Bene, grazie. La pioggia di marzo. Non fai La complimenti. pioggia di marzo, Lorenza però Bettarelli. Non fai complimenti al cantante, vero? No, giustamente, fai bene. Lorenza Bettarelli. Ma è forse è quando tu voli, rimbalzo dall'eco e stare da soli, conchiglie di vetro alla luna e falò, il sonno, la morte e credere no. Margherita di campo, la riva lontana, a tu babà e alla fata Morgana, è folata di vento, l'ombra della talena, un mistero profondo, una piccola vela, tramontana dei monti, domenica sera, è il contro del pro, voglia di primavera, è la pioggia che scende vigilia di fiera, è l'acqua di marzo e c'era o non c'era, sì e no, è il mondo com'era, Madama Dorè, burrasca passeggera, è una rondina no, la cicogna, la gru, una fonte, un torrente, una briciola in più, è il fondo del pozzo, la nave che parte, è un disco broncio, e stare in disparte, dispera, un credo, un acconto, un racconto, la goccia che stilla, un incanto, un incontro, è l'ombra di un gesto, qualcosa che brilla, mattino che è lì, la sveglia che trilla, è la legna e il fuoco, è il pane e la biada, caraffa di vino, è il via vai della strada, è un progetto di casa, le scialle di lana, è un gallo cantato, un'andava e una tana, è un passo che senti, che viene, che va, il profilo dei monti con sole al di là, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, ma è forse è quando tu voli, rimbalzo dall'eco e stare da soli, la rosa, lo yo-yo, ninna, un dolore però tanto male non fa, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, ma è forse è quando tu voli, rimbalzo dall'eco e stare da soli, è un passo che senti, che viene e che va, è il grande orizzonte, è quel che sarà, è la pioggia di marzo, è quello che è, la speranza di vita che porti con te, ma è forse è quando tu voli, rimbalzo dall'eco e stare da soli, ma è forse è quando tu voli, rimbalzo dall'eco e stare da soli, ma è forse è quando tu voli, rimbalzo dall'eco e stare da soli. Piovono gli applausi per Lorenza Bettarelli. Grazie. Ma vai tranquilla. E ora vorrei presentare un duo. Loro veramente artisticamente hanno fatto veramente tanta strada, vengono dal Belgio e quindi per venire qui ne hanno fatta davvero tanta, ma a parte gli scherzi il duo si chiama Zeo. Franco e Zeo, eccoli qui. Grande. Ciao a tutti. Allora, Franco e Zeo. Chi è Franco e chi è Zeo? Io sono Franco. E tu sei? Io sono Zeo. Zeo, beh sì, quello era rimasto. Franco. Allora, voi cantate un brano vostro? Sì. Allora, questo brano, se volete, rappresenta... No, stavo vedendo l'ora, scusa. Sì, allora, rappresenta quel momento particolare nella vita di ogni coppia dove nasce
un amore molto molto intenso e questo momento dà un'energia per continuare il rapporto, se Dio vuole, per anni. Bene. Allora, cantate, non vediamo l'ora. Va bene. Se mi ascolterai, forse troverai la speranza che oggi tu non hai e più non sarai lontana. La vita ti dà e vita tu darai. Parlerò di te, quel che sei per me. Solo la tua luce brillerà e mi darai l'ora della nostra verità, l'ora dove nuova vita dai, l'ora della nostra verità, l'ora se soltanto lo vorrai. Questa sera c'è chi spera, forse proprio come me, di stare insieme noi. Se nel cuore avrai la serenità, chiudi gli occhi e poi pensa solo a noi e sarà più blu la sera. Stelle mi darà grazie ai baci tuoi. Parlerò di te, quel che sei per me. Solo la tua luce brillerà e mi darai l'ora della nostra verità, l'ora dove nuova vita dai, l'ora della nostra verità, l'ora se soltanto lo vorrai, lo Questa sera c'è chi spera, forse proprio come me, di stare insieme noi. Grazie, grazie, grazie. Zeo Band! Grazie. Grazie a tutti. Zeo, prendo io il microfono, grazie. Bene, adesso Gianni seguimi in questa cosa perché durante la puntata
sono andata dal nostro fonico Emanuele, che saluto e ringrazio, e io ho avuto un'idea, perché adesso facciamo questa sorpresa, perché noi, loro non lo sanno, ma se lo ricordano, non sanno che devono cantare, ma si ricordano che abbiamo fatto questa cosa insieme. Noi abbiamo fatto un duetto, Il Santo California ed io, quindi voi adesso venite qui perché vi riprendete la scena, perché io non posso, non ho nessuna intenzione di farvi andare via senza aver la possibilità di cantare insieme il nostro successo. Allora, questa non ci serve, possiamo fare anche senza. Vieni, questo lo prendi tu. Grazie. Per noi è un piacere, Daphne. Senti, perché figurati. noi nello speciale, nel Daphne and Friends, abbiamo avuto il piacere di cantare insieme il vostro grande successo. E io adesso vi abbiamo ospiti in questa puntata, ho detto vediamo se si può organizzare questa cosa al volo. Certo, Pietro, dimmi che... Certo, figurati, sempre quando vuoi. Bravo. Siamo sempre pronti noi. So che tu Noi sei molto carino e ormai, disponibile, quindi... Sì, è un brano che cantiamo da anni, figurati. Quindi per appunto, cui è un quindi non piacere, vi metto in difficoltà. Questa versione con te è carina, molto carina, sì. Quindi ci fa piacere farla insieme, anche ascoltare ai nostri telespettatori. Per il pubblico di questa 15ª edizione di Mille Voci, I Santo California e Daphne in Tornerò. Rivedo ancora il treno allontanarsi e tu che asciughi quella lacrima. Tornerò, com'è difficile un anno senza te. Adesso scrivi aspettami, il tempo passerà, un anno non è un secolo, tornerò, com'è possibile restare senza te? Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Tornerò, tornerò. Sei la vita mia, quanta nostalgia senza te. Da quando sei partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli del nostro amore. La rosa che mi hai lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai,
e il tempo passerà, yeah. Sei la vita mia, Amore, amore mio, quanta nostalgia, un anno, un secolo, senza te tornerò, pensami sempre, sai, tornerò. Il Santo California! Grazie, grazie. È bellissimo, questa versione poi stupenda. Io È bellissima. Senti, ci sono circa 39 versioni di Tornerò. Sì. Se vuoi te li porto la prossima volta, li facciamo scorrere attraverso il No, video. io volevo partecipare a questo quadretto qui. Sì, no, ci sono canzoni, come si dice? Ne vogliamo versioni fare un'altra? della grande Mireille Mathieu, non so se conosci, in Francia. Michael Holm in Germania, abbiamo poi Tom Jones in inglese, abbiamo poi la versione italiana di Pupo e di Pupo. Sì, e di Albano. Allora, pure Pupo, allora posso partecipare pure io. Volevo partecipare. Ma tu c'hai una alla bella voce, prossima ascoltami. versione. No, io come faccio come biglietto, diciamo, mi riciclo come biglietto di ritorno. Sì. Capito? Sarebbe un'idea. Sarebbe un'idea. Però come biglietto di ritorno. Sarebbe un'idea. Io mi intrufo. Noi in te qualche la maniera. auguriamo. Fatemi entrare pure a me. Grazie Grazie ai a te, Santo grazie. California. Grazie a Siete voi, splendidi, ciao, grazie. splendidi. Grazie. Ciao, grazie. Grazie a voi. Ma che scherziamo? Che meraviglia, guarda che emozione. Che emozione, Veramente, davvero. un'emozione. Non ha voce, ma la cantante che io vado ad accogliere. Perché quando ti vedo, no, che E vai io così parto così proprio- sicuro, quasi ho avuto il dubbio, dico, vedrai che si tratta di una donna, quella che deve essere. Se vuoi ti lascio solo. Non ti dispiacerebbe. Sapete che c'è? Prego, divertiti. Gabriele Marconi. È gelosa, ci fa caso. Prego, Marinella Bottazzi. Prego. Guarda, hai bisogno. Guarda, mi metto qui. No, prendo solo questo. Prende sola? Sì, prendo solo questo. Ecco. Faccio da sola. Ecco. E allora io questo lo tolgo pure. Sì. Ti dispiace? No. E ti lascio cantare. Yes. Marinella Bottazzi. Marinella Bottazzi. Brava. Che bello, brava, veramente brava, bel Grazie. pezzo questa. Senti, vogliamo Molto- fare un pezzo di strada assieme? Sì, cara, Daphne te lo porto via. Andiamo. È proprio, guarda, è una cosa incredibile. Andiamo. Marinella, Ti accompagno, che ti prego, devo dire? prego, Qui vai. conquistata dal Siedi. nostro ha conquistato il nostro Gabriele Marconi. Brava, brava. Beh, Beh, brava, sai brava. che ti dico? Sì. Adesso ti faccio vedere io. Invece di una, di donne, te ne porto 3. I Milk and Coffee. Voglio proprio vedere ma tu adesso giochi come fai. scurretta, allora. Sì. Ma va Giusto? bene, Brava così. ma loro sono Fatti bravissima. grandi, Fatti sentire, grandi Morena. amiche. Eccomi. Tiragli le orecchie, va. A me? No, perché? Vedi Insomma, lei com'è no, più professionale, Io non ho fa una grande quello che fai ammirazione anche per voi. Anzi, Grazie, vabbè. grazie dell'anche, grazie, Anche, veramente, anche, veramente vero? siamo proprio E che volevo dire? estasiati. Ma perché siamo troppe, questo è il No, problema. siete troppi, io non ce la faccio, io ho una certa età pure. Oh. Ecco, bravo, di che non ce la fai. Ecco, I quello è il Milk and problema. Coffee, graditissimi ospiti di questa edizione di Mille Voci. Loro hanno al loro attivo tantissimi successi. Morena è piena di impegni, per cui
Quest'anno è vero perché ti seguo sui social, quindi vedo che È c'è vero, quest'anno è tanto particolarmente fermento. fermentoso. È vero, Vabbè, è mi uno piace dei perché è motivi per fruttoso. cui tu quest'anno non presenterai come invece hai fatto l'anno scorso assieme a me. Insieme a te, certo. Quindi, Ma tu hai un'altra girl qui, wow. Io non saprei scegliere veramente, però se c'eri pure tu Non era male, voglio dire, insomma, ti sono mancato qui che ti tiravo l'orecchietto. Che ti tiravo tu glielo tiri l'orecchio? No, però adesso che me l'hai detto, Tiraglielo, bene. che lui gli piace. Con cosa ci deliziate oggi? Ho idea che sarà una cosa frizzante perché vi Si vede vedo belle. dall'abbigliamento, Sì, vero? dall'abbigliamento. Sì, facciamo un pezzo che si chiama Estoy perdito. Nostro. Quindi è nostro e quindi è estivo. Cominciamo con l'estate. Bene. Diamo vita all'estate. Una grande promozione per i Milk and Coffee qui a 1000 voci. Grazie. Con Estoy perdito. Vai. Sempre attivi. Sabe que sin ti yo estoy perdido, no quiero que me eches al olvido, que mi corazón, mi alma no puede más, no puede más. Desde que te fuiste yo no duermo, por favor regresa, te lo ruego, estoy perdiendo la calma de tanto esperar. Porque estoy pensando en ti, yo ya no duermo, cuando me hiciste feliz en ese invierno, no puedo seguir así porque me estoy muriendo. Siento que piensas en mí, no tengo dudas, solamente yo te amé como ninguna, no puedo seguir así porque me estoy muriendo. Dime que me quieres, dime que me amas, entre mis mujeres, solo yo en tu alma, que quieres estar junto a mí, ni que regresarás. Oye, papi, es toda una vida que te espero. Contigo toda la vida. Yo sigo esperando tu regreso. No me canso de extrañar tus besos. Dime por favor que me amas y nada más. Desde que te fuiste yo no duermo. Por favor regresa, te lo ruego. Ya estás perdiendo la calma de tanto esperar. Porque estoy pensando en ti, yo ya no duermo. Cuando me hiciste feliz en ese invierno, no puedo seguir así porque me estoy muriendo. Siento que piensas en mí, no tengo dudas, solamente yo te amé como ninguna, no puedo seguir así porque me estoy muriendo. Dime que me quieres, dime que me amas, entre mis mujeres, solo yo en tu alma, que quieres estar junto a mí, ni que regresarás. Dime que me quieres, dime que me amas, entre mis mujeres, solo yo en tu alma, que quieres estar junto a mí, ni que regresarás. Dime que me quieres, dime que me amas, dime que me quieres, dime que me quieres. I Milk and Coffee, Daniel, Monica, Morena e Irina. Eccoli Grazie. qua. Grazie. Grazie per questo momento così divertente, entusiasta, energico. Frizzante. Grazie. È l'augurio per la nuova estate. È arrivata l'estate. Noi per noi è Speriamo. arrivata l'estate. Voi Musica, portate allegria. sempre buon umore, perché Sì. i vostri brani sono sempre dei brani che portano allegria, quindi grazie. E questo era il nostro
Grazie mille. Grazie. Rimanete con noi. Ci stiamo avvicinando al finale di questa puntata, poi tutti insieme, lo dico per gli ospiti che sono arrivati in questa puntata, in questa nostra edizione, poi tutti insieme cantiamo la sigla, ma prima di cantare la sigla passatemi un microfono e lo do a lei. Vieni con me Roberta, vieni. Ora non possiamo mandarti via senza aver ascoltato un altro dei tuoi successi. Io poi sono contenta perché dico che ascoltiamo i suoi successi ed alcuni saranno anche i miei. Mi fa molto piacere, per quanto grazie. sei brava. E adesso ci hai cantato una cover molto conosciuta, adesso vogliamo Il prossimo sentire... è un mio pezzo. Appunto, vogliamo sentire un pezzo tuo. È tratto da Stato di Grazia, il primo album da solista post Mattia Bazzar. Ed è una cosa particolare, ci sarà un video che dietro il buon Gianni Turco, che vogliamo salutare, manderà, ed è un video fumetto, è il primo video fumetto della storia, da quello che abbiamo saputo. E allora, quindi, insomma, curiosamente un piccolo primato. Lo guardiamo veramente con curiosità e interesse. Il titolo della canzone? Controtempo, Roberta Faccani. Grazie. Di uragano che ti sconvolge se ne fa. Io corro sempre, tu vai piano. Sono astronave nello spazio e tu sei morbido sofà. Siamo così, io qua, tu lì. Stringimi più forte.
Faccani. Roberta Faccani in controtempo, ti prego, è bellissimo questo video. Il video è bellissimo. Ecco. Io notavo comunque il video che veramente... L'unica particolarità, perché hai cantato solo tu e non ha cantato pure il tuo partner? No, ma Guarda, adesso glielo chiedo, perché potrebbe essere un'idea. Pensavo cantasse pure l'uomo lui. ideale proprio, no? Cioè, abbiamo messo l'uomo ideale in questo video. Abbiamo Che messo proprio non... come vede, dire, si sente. gli antipodi che si attraggono e che ecco. vanno d'accordo nonostante Cioè, le tu loro parli diversità. e lui sta zitto, praticamente è l'uomo quello ideale era per te. Hai capito tu? Praticamente. Grandiosa Ciao a tutti, la no, grazie. resta con noi. Arriviamo, chiudiamo questa puntata di Mille Voci con te e con tutti i nostri ospiti. Venite qui. Venite. Un'altra grande puntata di questa 15ª edizione di Mille Voci e insieme cantiamo quella che sta diventando ormai un tormentone, la sigla di Mille Voci. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci tutte insieme a te. Mille voci sono qui per te. Mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci per cantare, mille voci per sognare, mille voci è una canzone, mille voci è un'emozione, mille voci è tutto quel che c'è. Grazie, alla prossima puntata. Continuate a seguirci. Grazie, Mille Voci.